Verona sono 610.000. Significa alla fine noi copriamo quasi la custodia di Verona. Non è vero che dicono che vanno a comprare di Basiletti. Non è così. Andate a verificare alle poste italiane quanto immigrati pagano qui a Bologna e vedete che tanti soldi che escono fuori qua. Però noi, attenzione, perché oggi, come ho l'opportunità di girare quasi in tutta Italia, le cose che dicono qui, le altre dicono a Catania oppure in Sicilia, anche dall'altra parte a Milano, a Torino, anche a Verona, noi tutti quanti diciamo le stesse cose. E invece ora la cosa più importante non è soltanto Bologna fare le cose di Bologna, sì, servono le battaglie territoriali. A Verona sì, servono le battaglie territoriali. A Milano sì, servono le battaglie territoriali, però è l'ora di unire tutte le battaglie e facciamo una sola battaglia per magari vaffanculo questa legge di imposizione. E così se non si fa così e mettiamo a parte tutte le divisioni, mettiamo a parte tutto l'egoismo, mettiamo a parte l'individualismo, mettiamo a parte il protagonismo, dobbiamo essere uniti tutti insieme e capire che siamo di fronte a un cancro. Questo cancro si chiama sindacati, civile, ci sono i partiti, che sono anche come industria, sono tutti nemici dei lavoratori. Hai ragione Barbara, quando dici che adesso mi sembra i lavoratori italiani e i lavoratori immigrati siamo tutti sulla stessa banca. Sai perché? Sai perché noi, aspettate molto bene, perché tutto il male, perché attenzione, la cosa che io non posso accettare, perché il CE, o di CPT nel passato, no? Si chiama CPT, Centro di Permanenza Temporanea, no? Chi ha votato? Il Partito Comunista ha votato e anche ha votato per la creazione di CPT e il giorno dopo vengono a fare la manifestazione insieme con noi per abrogare CPT. Non puoi passarmi la notte e il giorno dopo vieni con me a fare le condoglianze. Non puoi farlo. Perciò attenzione alla politica, dico la politica, la dico in tranquillità, la politica non puoi giocare sulla pelle della gente, non puoi giocare anche sul futuro delle persone. È così che noi diciamo, è vero quello che dici Basilio, è vero perché adesso siamo noi che dobbiamo essere protagonisti dei nostri problemi, noi dobbiamo essere autori dei nostri problemi, io non posso delegare i miei problemi agli altri per farla franca. Dobbiamo essere tutti insieme per combattere e fare una politica preventiva. Noi vogliamo sapere, dopo il 24 di febbraio, noi vogliamo sapere chi vince e chi non vince. Se centro-sinistra non mi importa, centro-destra non mi importa. L'importante è noi dobbiamo essere pronti, oggi, come ha detto Babacar, dobbiamo uscire qua con una piattaforma forte, tutti insieme, per fare una politica preventiva, essere pronti alla battaglia per cambiare la legge Bossi-Fini una volta per sempre. Se no rischiamo di morire se no. Non c'erano altri obiettivi, non ci sono altri 1000 punti, non servono 1000 punti. Due cose importanti: abrogare la legge Bossi-Fini una volta per sempre, perché se no, perché hanno giocato sulle nostre coscienze, Che cosa hanno fatto? Perché sapete molto che gli italiani non sanno di queste cose lì. Quando Napolitano e la turca, quando hanno fatto la legge Napolitano-Turco, hanno introdotto il lavoro sul rinnovo dei permessi di soggiorno. Sapevano già, tutto è un complotto tra industria, sindacati confederali. Sono tutti c'è un complicità nei confronti dei lavoratori, perché tanti parti in passato gli italiani pensavano che noi siamo nemici, che siamo venuti qua per rubare il posto di lavoro. Oggi hanno scoperto tutto il contrario, perché lo hanno fatto per cambiare il mercato del lavoro, hanno fatto per far cambiare il mercato del lavoro. Io vi dico, saluto, dico soltanto noi dobbiamo essere uniti. Oggi la campagna deve essere forte, ognuno la sua parte. Io da Verona faccio la mia parte, quelli di Milano fanno la parte, però oggi Bologna, Verona, nel sud, nel nord, qui che sia, devono essere uniti e di prendere una data precisa per combattere una volta per sempre, senza divisione, non per divisione, può essere da sinistra a destra, qui che sia.
Noi piace divisione, perché non è che io vi dico che conta, quindi diciamo che conta. Però noi tanti anni ci hanno divisi. E se dica Cigella da tanto tempo, Cigella con la sua macchina organizzativa che ha, non ha mai lottato per gli immigrati questi ultimi anni, però ha lottato per i pensionati. E sapete molto bene che noi come immigrati, come ha detto Babacar, quando è arrivato qua da 25 anni di contributi che sta versando. Però Babacar non è che Babacar va alle poste italiane per chiedere la pensione. Noi teniamo in equilibrio il sistema pensionistico italiano e stiamo versando. Se voi non ci volete qui in Italia, basta che darci i contributi versati, che abbiamo versato e andiamo a casa tutti quanti. Grazie a voi, perché io penso che è importante anche